per me può essere anche una cosa giusta, se serve per qualche buon motivo. C'è chi paga senza battere ciglio e chi con qualche malumore, chi arriva a Venezia senza sapere che c'è il contributo d'accesso e chi pensa che ci sia sempre stato. Sul tema gli enormi numeri del turismo veneziano fanno sì che anche le opinioni di chi arriva per visitarla siano variegate tanto quanto le nazionalità che si incontrano in città. Se il contributo d'accesso fa discutere i residenti, lo fa anche tra i turisti in piazza San Marco. Giusto, perché comunque penso che il contributo venga usato per la sicurezza, per la manutenzione della pulizia, insomma della città, quindi io penso che sia giusto. Altre città lo fanno pagare con il rimborso, diciamo, che si fa, tipo Firenze non ha 5 euro così, però comunque si paga la tassa di soggiorno che viene utilizzata proprio per queste cose di manutenzione. Qui si paga la tassa di soggiorno però, perché in realtà... Sì, questo magari più per il patto del discorso del centro storico, mantenere magari il discorso di non affollamento. Non mi sembra di vedere poche persone effettivamente, però vabbè, non ho dato in mano per avere risposte diverse. Da dove arriva? Milano. Ma lei è stato disincentivato per esempio dal fatto che ci fosse il contributo d'accesso? In effetti inizialmente ci ho dovuto pensare, perché me la sono dovuta ragionare un secondino, però vabbè, per 5 euro insomma, non è un grosso problema. Bene no, bene non mi piace, non mi parece bene, però beh. Perché non le piace? Non per i soldi, perché i soldi non sono tanti, però beh, io non pensavo che per entrare a un posto qui in Italia deve pagare, no? Tanto a Venezia come quell'altra parte, da Roma, di Milano. Con un buon italiano questo turista argentino contesta dunque non il prezzo, ma il concetto di una città in cui si entra pagando. Tocca a noi invece informare la turista partita in macchina dalla Croazia dell'esistenza di un contributo d'accesso a Venezia e arrivata tranquillamente in perfetta buona fede da Piazzale Roma. Yo también creo que no es justo. Non è proprio giusto, dice la signora cilena, ma Venezia vive sul turismo e tutti dobbiamo fare la nostra parte. I don't know if it's fair or not. Più dubbioso lo spagnolo, non sa se è giusto, ma qui hanno scelto così. Loro sono arrivati in 7, 35 euro.